Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Red Canzian, bassista dei mitici Pooh a Montagnana. Una visita interessata la sua, poiché doveva scegliere la giusta location per il videoclip del concerto dei Pooh tratto dall'ultimo CD. Essendo questo immerso in atmosfere gotiche, Canzian ha scelto di girarlo nelle 3 città murate della Bassa Padovana, Monselice, Este e Montagnana. Quali dei 3 abbia scelto ancora non si sa, però è rimasto impressionato dall'ultima che ha visitato, ovvero Montagnana. Ed è rimasto particolarmente affascinato dal Vallo della Rocca degli Alberi, dove ogni anno si disputa il Palio dei 10 comuni. La visita nella città murata ha toccato anche Palazzo Valeri, sede della Banca Credi Veneto, dove è stato preparato un buffet. Sì. È proseguita per il Vallo e, tornando in città, ha visitato il castello di San Zeno. È stato accolto dal sindaco Giuseppe Mossa, dal candidato sindaco Alessandro Uguccioni, attuale assessore al bilancio, dall'assessore ai servizi sociali Federica Morello e dall'assessore alla sicurezza Marco Favero. Ad accogliere Red Canzian c'era anche il tenore Cristian Ricci, nella veste di direttore artistico del Laboratorio Lirico del Veneto. Red Canzian è una personalità del mondo dello spettacolo, dell'arte e della cultura. Red Canzian sta veramente dando un impulso a quella che è l'attività musicale nel Veneto, che è la sua patria natale, e quindi ecco, è anche per noi un orgoglio oggi mostrare questo gioiello della nostra città, perché pensiamo che sia non soltanto la musica ma anche questa spinta propulsiva che egli sta portando nella sua città, nel suo Veneto, a dare quel qualcosa di più che faccia avvicinare ancora di più le persone, i giovani, alla musica, all'arte e alla letteratura. Cosa è venuto a fare a Montagnana? Un giretto. No, sono venuto a Montagnana perché innanzitutto è un paese che non conoscevo, mi vergogno a dirlo, ed è bellissimo. Poi vabbè, ho la fortuna di visitare questa sede della banca che è stata restaurata in maniera strepitosa, che se tutti gli italiani e tutte le banche d'Italia si impegnassero a proteggere e a salvaguardare i nostri patrimoni in questa maniera, vivremmo in un paese ancora più bello. E poi Montagnana mi sta stupendo, perché dove ti giri è bella, e quindi è ovvio che sono venuto a vedere anche della possibilità di fare un concerto. Abbiamo visitato 2 o 3 situazioni stamattina, ma devo dire che Montagnana se la batte molto bene, è proprio un bel posto. Anche perché ha delle atmosfere gotiche che... Sì, che un po' richiamano medievali, così, che un po' richiamano il nostro album, per cui infatti adesso non vedo l'ora, appena finita l'intervista, di scendere, andarmi a vedere le mura con calma e poi vi faremo sapere. Appena abbiamo la notizia chiamo voi, ok? Lo dico prima a voi. Ciao! Si è portati a credere che un mito dello spettacolo come Red sia quasi irraggiungibile. Al contrario, è molto alla mano e durante il pranzo al ristorante Aldo Moro si è concesso volentieri ai suoi fan. Insomma, una giornata piacevolissima.